Eccoci qua, una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match, benvenuti a questo spazio che dedichiamo ogni settimana all'anteprima della puntata per presentare un po' gli argomenti di cui parleremo questa sera, Armando. Sì, allora gli argomenti di questa sera sono, diciamo per ultimo, partiamo dall'ultimo, l'Alzheimer. Alzheimer che è una patologia molto diffusa, più di quanto si possa immaginare, e che è una patologia che non grava solo sul paziente, ma grava su tutta la malattia, perché abbiamo una demenza, diciamo, senile, abbiamo anche degli Alzheimer, diciamo, in età giovanile, ma sono più rari, 32-35 anni, e invece quello, diciamo, da 60 in poi il rischio è l'Alzheimer, il rischio che aumenta con l'età, ma sta aumentando anche di numero. Evidentemente ci sono dei fattori che non c'erano prima, che si aggiungono e che ledono in parte il cervello di alcune persone, e parliamo di 150 quante in Italia? No, in Italia abbiamo 1.400.000 persone che soffrono di demenza senile, sì, e circa il 60% di queste sono affette da Alzheimer. Quindi è una patologia molto diffusa, molto sentita, ma diciamo che le famiglie spesso si vergognano di dirlo, e invece non bisogna farlo. Bisogna aggregarsi, perché poi ci sono dei percorsi che possono aiutare le famiglie, aiutare i parenti a sostenere il malato, e le tecniche per agevolare il malato. Questo è fondamentale e ne parleremo appunto nella seconda parte. Nella prima parte invece abbiamo il giallo storico del Medioevo. Diciamo che il nome della rosa è quella famosa opera che ci ha portato in un Medioevo abbastanza realistico, però i personaggi erano inventati. Questa volta invece i personaggi sono veri: Celestino V, Bonifacio VIII, Dante Alighieri, Carlo I d'Angiò, Carlo II, Carlo Martello, poi il re di Francia Filippo il Bello, e così tutti quelli che vengono dietro. E diciamo che è un periodo molto complicato. C'è una crisi esistenziale pazzesca, anche se spesso gli storici la tralasciano, perché in quel periodo finiscono finalmente le classiche crociate. Poi ce ne saranno delle altre, vedremo nelle prossime puntate, ma sono delle crociate che hanno praticamente demolito l'economia dell'Europa, hanno messo in discussione il potere dei papi, hanno messo in discussione la capacità di andare a uccidere in nome di Dio, e quindi c'è un momento di crisi totale. Questa crisi si manifesterà nell'elezione del Papa, che per 2 anni non avverrà, e poi tutto quello che vedremo successivamente. Ma in tutta questa situazione intricata c'è il giallo. Celestino V viene eletto Papa, scappa, muore, ecco, questo è l'incipit della nostra puntata. Certo, di questa prima parte della puntata di TV7 Match, che appunto dedicheremo alla storia di Celestino V, di Pietro da Morrone, questo eremita guaritore che viene scelto per fare il Papa. Ma insomma di questo vedremo di parlare poi nel corso della trasmissione. Allora, però abbiamo anche la ricorrenza, abbiamo il memento. Abbiamo il memento. Nel memento ricordiamo delle banche. Allora, finalmente sono partiti i soldini di rimborso delle banche. Diciamo che nel frattempo, vista la lunghezza del percorso di questo rimborso, molta gente purtroppo a causa del virus, ma anche per l'età, è morta, e quindi non è potuto
godere quantomeno del suffragio del 30% che gli era stato promesso. E questo è un dramma che si aggiunge al dramma. Abbiamo un ospite molto importante che ci darà, ma soprattutto cos'è che scopriamo? Lo spiegheremo meglio dopo. Certo, scopriamo che con l'attivazione del fondo indennizzo per i risparmiatori si è innescato, diciamo, chiamiamolo così, un circolo virtuoso per come dire, svegliare i conti dormienti, in particolare le polizze dormienti. No, scoprono che ci sono degli altri conti dormienti che prima non si sapeva. Le banche, guarda caso, chissà perché, me lo domando ancora adesso, dicevano ma noi abbiamo 4 miliardi di conti dormienti che non sappiamo cosa fare, ma perché non l'avete detto? Insomma, noi siamo le banche, certo. Possiamo fallire, fottere tutti e poi scusarci. E vedremo anche il processo al nostro quindi Zonin, insomma, diciamo che andrà a finire a Tarallucerino, certo. perché abbiamo una giustizia talmente rapida che uno verrà assolto perché sono decaduti i termini. Certo, ecco, certo. Allora entreremo anche questo con un nostro importante ospite, entreremo nella materia e vedremo meglio. Certo. E poi chiederemo anche dei suggerimenti. Bene. Prego. Bene. Allora, ci siamo. Allora, adesso noi abbiamo un breve break pubblicitario, poi la sigla e ricominciamo. Abbiamo ospite con noi, lo presento intanto, il professor Damiano Fusaro, storico, docente di storia, e ci sta per raggiungere anche il professor Marco Chinaglia, storico e docente di storia e filosofia. Tra poco, dopo la pubblicità.